Euroregione.news. Anno nuovo, mandato regionale agli sgoccioli. Tante cose fatte nel quinquennio, ma anche propositi per il futuro. Con l'assessore alle autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e immigrazione, Pierpaolo Roberti, quasi alla fine di un mandato in cui abbiamo avuto la tempesta Vaia, prima del Covid, e ora la crisi e l'immigrazione degli ucraini in guerra. Di cose da migliorare ce ne sono una marea, c'è ogni giorno qualcosa di migliorare. E questo è il momento dei bilanci di fine mandato, no? Io sono orgogliosissimo del lavoro che abbiamo fatto su tutte le deleghe. Questo non vuol dire però accontentarsi di quello che c'è, mi rendo conto che c'è ancora una montagna, una marea di cose da fare e ogni giorno la sera quando torno a casa penso che avrei potuto fare di meglio, ma questo lo prendo come stimolo per fare sempre di più e sempre qualcosa di più per la mia terra, per il Friuli Venezia Giulia. Noi in questi 5 anni abbiamo toccato tutti gli aspetti, dalle lingue minoritarie appunto al sistema del mondo delle autonomie locali che abbiamo completamente rivoluzionato, abbiamo portato a casa competenze nostre nuove rafforzando l'autonomia, penso ai tributi locali e dal prossimo anno non esisterà più l'IMU in Friuli Venezia Giulia, ma lo sostituiamo con una nuova tassa che decidiamo noi e gestiamo noi. Penso a tutto il sistema della finanza locale completamente rinnovato. La sicurezza con una nuova legge nei prossimi mesi e prima della fine del mandato, nuova legge sull'immigrazione, quindi attività tantissime. Poi è chiaro che ci sono talmente tante cose da fare, soprattutto se uno è innamorato del proprio territorio e vuol fare sempre di più, che uno non sarà mai contento. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.